Buonasera a tutti amici da Napoli l'87 e bentornati in questa nuova live. Tutto a posto, come stanno? Tutto bene ragazzi? Forza Napoli, ecco la Supercoppa, andiamola a prendere ragazzi, andiamola a vincere. Andiamo, vai giù, andiamo Ciucciari, andiamo Napoli, magna macello serpente. Condividiamo un attimo la live. Condividiamo questa live. Un attimo ragazzi che la condividiamo. Condividiamola anche su Facebook. Rugacchio sa un mangiatore. Buonanotte su Natura. Condividi Facebook. Ecco qua. Ma che cazzo è? Arrapiglio no. Vai, mettiamo uno. Un saluto da Massimo Callegari e Massimo Paganini, i campioni d'Italia. Vai Napoli! Della Coppa Vai, va! Napoli-Inter decide. Vai, va. Vai, Napoli, va. Ci sono anche tifosi arrivati dall'Italia per sostenere le loro squadre. Si gioca per un popolo, ha dichiarato Matteo Politano poco fa ai nostri microfoni. Si gioca con l'abitudine alle finali, ha ribattuto Giuseppe Marotta pochi minuti prima del calcio d'inizio. Di fronte a due squadre che si sono già sfidate in campionato, 3-0 per l'Inter a Maradona, ma Mazzarri pensa di potersela giocare come ha fatto anche lì per lunghi tratti. Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Jesus in difesa, Mazzocchi lo porta a Kailuste, Zerpin, l'uomo della semifinale al posto di Mario Lui non al meglio, Kvaratskhelia, Simeone e Politano sono in tre d'attacco con un 3-4-3 che si trasformerà in 5-4-1 in fase difensiva costantemente. Sommer, tre pali dell'Inter, Pavara, Cervi e Tifrai sono i tre difensori Darmiano, Barella, Cialanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. L'unica novità per l'affaticamento di Tifrai al centro della difesa con Acerbi che scivola sul centro-sinistra, dirige la partita l'arbitro della sezione di Rimini Antonio Ragguano, per lui la gara più importante della carriera, assistito da Colarossi Dolfo e con Marco Livello quarto uomo al VAR di Paolo e Aureliano, in una serata che purtroppo viene aperta pochi istanti prima del calcio d'inizio da una notizia molto triste, la scomparsa a 79 anni di un mito, di una leggenda del calcio italiano, Gigi Riva, che ha fatto la storia del nostro calcio, della nostra nazionale, del suo club, il Cagliari, e che ha mostrato anche con la sua lunga esperienza e la sua lunga militanza dirigenziale in federazione tutte le sue qualità umane oltre che professionali. Un abbraccio come quello tra i due allenatori che va simbolicamente a tutte le persone che gli sono e gli sono state vicine. Come ci abbia la Coppa. Le squadre sono in campo. Buonasera Canu, Giuseppe, buonasera, forza Napoli. Buonasera Rino, come stai? A posto, fratello? Vai Napoli, vai, mangiamo macillo serpente, schiattammo la capa.
a stubiscione. Noi siamo un Napoli. Noi siamo i campioni d'Italia. Facciamoli vedere quanto siamo forti. Dai Napoli, vinci per noi. Segna per noi e gonfia la rete. È cominciata la partita. Napoli con il 3-4-3 di Mazzarri. Gollini, Juan Jesus, Ramani di Lorenzo in difesa. Per il centrocampo Zerbin, Cajus, Lobotka e Mazzocchi, Tridente, Politano, Kvaratskhelia ed prima punta per Simeone, Ciolito. L'Inter con il 3-5-2 in porta Sommer, in difesa De Vrij, Acerbi, Pavard, centrocampo con Di Marco, Mkhitaryan, Shalanoglu, Barella, Darmian e le due punte Thuram, Martinez. Ragazzi, sarà tosta tosta, ma noi ci dobbiamo credere perché noi siamo il Napoli. Forza Napoli sempre, Rino, tutto a posto, spero, ok, sì, tutto bene, Rino, si ritorna a fare le live. Forza Napoli, vai Napoli, facciamo la mano. Vi ricordo di lasciare un bel like se siete in live, condividete la live con amici, parenti e chi vi pare, e forza Napoli. Andiamo a schiattare la capa a sto serpente. Non era assolutamente volontario. Rispetto alla partita con la Fiorentina c'è invertiti gli esterni, c'è Mazzocchi che gioca a sinistra con Zerbin a destra, è più congeniale come posizione a destra, quindi sarà un 1 contro 1 con Di Marco su quella fascia sinistra, la fascia dove solitamente l'Inter spinge un po' di più. Dovrà essere molto bravo anche nella fase difensiva. Appunto, totalmente fortuito il tocco con i tacchetti di Caius su Barella, e l'arbitro ha ripreso il gioco concedendo la palla a Napoli di tenere in possesso. Non c'era fallo e quindi Juan Jesus torna in posta a scambiare con Rachmani. Anche l'Inter accende al pressing. Caius si è ripreso. Caius, subito per Mkhitaryan, si allarga lontano Martinez che poi chiama palla con un contromovimento, cercando invece Thuram, ha chiuso bene Mazzocchi. Ciucciaria, le metto d'acca, Ciucciaria, che devi portare fortuna, Ciucciaria, dove va a avere orecchie? Metto a nazza. Quindi gol al posto del fortunato Beret. Lobotka. L'Inter ripiega, compatta con la linea difensiva sulla sua tre quarti. Il Napoli imposta con Politano, ex della serata come Juan Jesus. Vai Napoli! Riceve nuovamente da Di Lorenzo. All'indietro proprio Zerbin. Abbiamo visto come nella fase di costruzione l'ampiezza la tirano proprio Mazzocchi e Zerbin. Con Zerbin che gioca altissimo. Vai Jesus, va! Sulla corsia di destra. Vai Cajus. Caius alle spalle. Bella per Kvara, andiamo ragazzi. Poi 5-23. 5-3-2 mi pare. No. È 3 difensori il Napoli. 3-4-2-1. Oh, fallo, Cialanoglu, falli, arbitro. Vai Napoli, va. Vai Napoli. Facciamo la mano, Boscione, va. Ci sono sul pallone proprio Politano e Kvaratskhelia con Di Lorenzo che avanza per dare il suo contributo, come ha fatto anche in occasione del 2-0 contro la Fiorentina. Serpente Caius non ci sta. Ucciariello di guarda. Ecco Kvaratskhelia che va profondo, ha scritto Pavard. Lobotka. Mazzocchi coinvolge Gollini. Pressa Barella sulla sua tre quarti, Gollini molto avanzato. Acerbi anticipa anche Di Marco, poi Di Lorenzo
più reattivo rispetto a Lautaro Martinez sul rimpallo. Il faro laterale ancora per il Napoli, che ha iniziato gestendo comunque il possesso, non solo attendendo l'Inter, provando a togliere agli azzurri l'arma del loro dominio, ovvero proprio il pallone. Sta facendo bene, ha approcciato bene la partita la squadra di Mazzarri con la giusta attitudine. Sì, non gioca male Mazzocchi, sta giocando, l'ultima partita ha giocato abbastanza bene. Lautaro Martinez, poi Simeone, grande generosità, 2 volte anche sul rimpallo. Vai, vai Giovanni, bello, bello. Vai, vai Zerbin, bello. Vai, mannaggia la miseria, mannaggia. Mannaggia. Siamo noi. Campioni dell'Italia, siamo noi. Bella, 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 vai, 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 cagazzimmo, vai. Juan Jesus. Lunga per Simeone. Recuperata da Cerbi. L'Inter scambia ancora indietro per Mkhitaryan. Poi da Çalhanoğlu, indietro per Barella. Darmian. Sale l'Inter. Acerbi. Çalhanoğlu. Indietro ancora per De Vrij. Vai Napoli! Mi sorprende vedere Zerbin titolare a destra, ma ci sta, il ragazzo è in fiducia. Sono d'accordo, cioè dopo la doppietta fatta con la Fiorentina, il ragazzo sta bene, è giusto farlo giocare. Visto anche perché Mario Rui si è fatto male, avevamo bisogno di un'alternativa, anche Olivera non c'è, in questo momento Zerbin sta bene, perché no? Abbiamo tutti e due terzini fuori per infortunio, Mario Rui e Olivera, la carta da giocare era Zerbin, e sta anche bene Zerbin. Vai Napoli, vai Mazzarrone nostro, vediamoci, attenzione a Thuram, grande Collini, bravo. Andiamo ragazzi. Segna per noi, gonfia la rete, segna per noi, dobbiamo vincere. E poi a gamba, dispiace doverlo dare in prestito, però deve avere più spazio. Facciamolo crescere, dai. Facciamoli crescere questi giocatori per il futuro. Anche se la Juventus, a differenza nostra, li lancia e li fa giocare da subito titolari. Vediamo Miretti, vediamo Fagioli, lo stesso Ildiz. Questo c'ha di buono la Juve, che li lancia e li fa giocare titolari poi, no? Il Napoli ha un po' paura, un po', non lo so, di bruciarli forse. Però bisogna dargli fiducia e farli giocare di più, come in questo caso Zerbin, anche lo stesso Gaetano, hanno bisogno di giocare di più, perché sennò non puoi mai vedere la qualità di un giocatore giocando a spezzoni in una partita. Non lo puoi mai giudicare, questo è. Attenzione, l'Inter che scambia in velocità, è molto bene, attenzione, bravo Collini, che sicurezza del nostro Gollo, bravo Gollo, sei un bel portiere. Voglio un bel portiere Collini, L'Inter è pericolosa negli scambi, nelle fasce, sulle fasce, belle triangolazioni, gioca bene. Francia Ngonce è un crack, speriamo bene, lo voglio vedere, voglio vederlo all'opera e vedere cosa fa. Si è girato sul controllo, si muove Simeone, tutto più orizzontale per Politano.
lui, Barella, Ramuano vicino all'azione, calcio di punizione per il Napoli. Sì, si sta lamentando Barella perché voleva che in uscita Darmian giocasse una palla diversa, ha sbagliato. Andiamo Napoli, devi vincere! Immediatamente a riconquistare palla e poi Barella è stato costretto. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio. Forse un giorno esploderà una vita insieme a te. La domenica alle 3 non riesco a stare solo senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò. Quanti cori a funerali chiederò. Qua ci vorrebbe Raspa. C'è Politano Kvara, la batte Kvara. Oh, ma c'è tocco? C'è un tocco? Fate rivedere il replay, guaglio. Nemmeno il replay ci fate vedere. Lo vogliamo rivedere se c'era il tocco. Uè, Paolino, la tozza. Quando sei bello il copaccio. Come stai? Mamma mia, quanto è bello, Paolino. Ori. Vai, San Vincenzo lì. Vai Mazzarrone, vai Mazzarrone. Che giusta. Che non aggiusta niente, ma che giusta. Vieni a aggiustare che cosa. Che ci manca anche chissà, vieni a fare che cose buone. Ciucciari, saluto o Zebro. Ciari. Voglio. Politano si accendera. Di lui Mkhitaryan e anche Lautaro Martinez. Gran recupero da capitano e trascinatore. Avanza Barella, si allarga Darmian, ignorato. Barella cercava dalla parte opposta di Marco di essere inserito con la solita impressionante velocità. Essere stato importante per Barella trovare Darmian che si è inserito, c'era un corridoio, la possibilità di dargli la palla nello spazio. Sarebbe stato probabilmente più pericoloso l'azione a destra rispetto al cambio di gioco a sinistra. Avanza De Vrij. E qua Cervi e poi Di Marco. Sulla linea dei difensori c'è un più arretrato dell'Inter Cialanoglu per qualche istante, riprende la sua posizione. Siamo al 13esimo, ancora 0-0 fra Napoli e Inter, questa Super Coppa Italia. A Napoli, va! Andiamo a Cillo Serpente, ci attamma la capo come ha fatto la Maronna. Lo Serpente sta sempre sotto per la Maronna e mai con Gesù. Hai capito? È perché sto Serpente sta sempre sotto per Ruciucci e noi lo ci attamma la capo. Vai, no! Che cazzo. Sì, o primi iscritti e tornati, in da me, o va pesce e pesce, facciamo la buona. O pesce e pesce San Gennaro. Inter c'è rimessa lunga per Darmian, per l'Inter, attenzione, vai Ramani, buttala fuori, cazzo da, mamma mia, stava per fare un gol, la Madonna di Mario, stava per fare un gol, scendeva tutti gli arabi scendevano oggi, mamma mia che gol stava facendo, a volo, mamma mia, Gollini rimasto di pietra, fermo, mamma mia. Meno male che è andata fuori, ma meno male.
Voglio, condividete la live, lasciate like, ecco faccio di più, siamo due altri. Ancora Damian, ancora con la rimessa lunga. Anche Barella in area. Ma Fraguani interrompe il gioco perché in area sono contati troppo ravvicinati, in particolare tra Acerbi e gli avversari. Pronto nuovamente Damian. Incontro Barella. In area anche Mkhitaryan. Palla profonda per lui. Respinta questa volta su Zerbin. De Vrij. Thuram sulla bocca, è rimasto avanti a Acerbi, ha respinto Rachmani. Poi Çalhanoğlu. Prepara il destro. Oh, mamma mia. Mamma mia. È rimbalzata in terra la palla, quindi poteva mettere in difficoltà Golini, molto bravo in questo caso a trattenerla. L'Inter è arrivato per primo verso la seconda palla, si sta stessando un po' il Napoli in questa fase della partita. Più incisivo e implacabile in campionato Çalhanoğlu, proprio Maradona contro il Napoli, assegna sua azione in quell'occasione da Popale di 7 mesi. 11 reti già in questa straordinaria prima parte di annata per il turco. 9 calci di rigore, in generale un rendimento di là di gol veramente stratosferico. Gran duello questa sera con Lobotka. Avanza Zerbin, tra poco troviamo da Carlo Landoni vicino a battere Mazzarri. Rachmani ha ricevuto da Di Lorenzo. Si avvicina a Lobotka, dunque per Juan Jesus, libero Mazzocchi. Andiamo ragazzi, andiamo. Oh, fallo, fallo. Oh, e falli chi te muore. Lasciami se. Lo cerca Thuram, lo trova, Lautaro. Oh! Mamma mia. Mamma mia, ma chi era falli chi te muore? Tu non vedono qua. Di Lorenzo, chiamaci una cavata a mo'. Cazzo, non vedo niente. C'è la carica su Kvaratskhelia, non fischiate niente. I chi è morto. Cominciamo buono noi. Arbitro con. Cerva primavera. Gavrilo. Dai, corro. Che non vi è clamoroso non fischiare questo fallo. Poi situazione tattica di gioco, quando il Napoli costruisce dal basso, sono passaggi spesso corti e orizzontali. Mazzarri vorrebbe invece cambi di gioco e si è consultato con il suo secondo dicendo non hanno ancora acquisito la mentalità del cambio di gioco. Vai Cagius, bravo, bravo. Va bene, va bene. Va bene. Va bene. Aveva espulso Mazzarri, Palladino e Napoli Monza, poi Gasperini. Ha fatto una cosa giusta, Caius. Ha fatto una cosa giusta. Caius. Mamma mia. Ecco Damian con Jesus. Dai, fa una grande. Aia. Aia. riesce a controllare questo pallone. Lo fa girare. Oh. Si gira nel labirinto, lo chiude qua Jesus. Hai sciapo. Bravo trovato. Ah. Oh. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ci vuole una grande partita difensiva se vogliamo vincere questa partita, perché prima di tutto devi essere solido in fase difensiva e poi puoi pensare di far male l'Inter in avanti, perché prima devi saper sostenere l'attacco forte dell'Inter e poi puoi pensare che in contropiede puoi fare qualcosa all'Inter.
e non è facile nemmeno quello, perché l'Inter sappiamo che è fortissima in fase offensiva, ma è anche molto solida in fase difensiva. Però c'è qualcosa che riusciamo a tenere l'attacco dell'Inter. Vai Napoli! Ale 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 Napoli ale 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 Napoli ale 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 Napoli ale. Via Lautaro, grande Lobotka, bravo Di Lorenzo, andiamo Politano, sali Zerbini, scambialo, oh è fallo, bravo Zerbo, andiamo aiuto. Con la ferma e dura condanna contro ogni forma di discriminazione e di razzismo, in particolare dopo gli incresciosi fatti di Udine nei confronti di Mike Maignan. Sì, la posizione di Kvaratskhelia sta mettendo in difficoltà Darmian, che non sa se allargarsi su Mazzocchi o rimanere può allontanarsi troppo dagli altri due centrali, creando uno spazio. Gollini, bravo Gollini. Vedo un po' la volta dovrà aggiustare anche questa situazione Inzaghi. Sì, perché vedete ora che Darmian avanza proprio verso Mazzocchi, avanza su Kvaratskhelia, Mkhitaryan in anticipo, Çalhanoğlu riesce a toccare in maniera precisa per Lautaro Martinez, non altrettanto accurato, poi generoso ancora una volta su Cajuste. Esiste il centrocampista svedese, origini haitiane e statunitensi, alla fine vabbè, non poteva fare altrimenti. Cannavaro, forza Napoli! Mangia a macere il suo serpente, schiattammo la capa. Che il serpente sta sempre sotto per la marona e mai con Gesù. Facciamo un po' fatica a costruire dal basso, questo è vero, ma perché veniamo pressati bene dall'Inter. L'Inter è brava anche nella pressione, anche quando non porta palla. Sono forti, l'Inter è forte, sarà difficile oggi. Speriamo bene. Già che stiamo reggendo sullo 0-0 c'è qualcosa. Stravinta delle azzurre 3-0 due traverse contro la Suarez. Ma il Napoli appena può, come vedete, respinge l'Inter nella sua anche noi bisogna pressarli. Sciattamlaga! Ragazzim, vai ragazzim, i Mazzarroni, vai nonno Mazzarri. Alle verticali di Sommer, poi Lautaro, vai, Mkhitaryan architettano questa grande manovra via di chi con Di Marco ancora per Mkhitaryan, vicino Çalhanoğlu. Lautaro si è staccato dalla difesa avversaria, allarga per Pavard che accompagna il passo. Bravo Ramani, bravo Guagliù. Da sinistra poi a destra ha portato Pavard all'interno dell'area di rigore a ricevere questo pallone e a metterlo ben teso sul primo palo, nessuno accompagnato, però quello che impressiona è quanti siano gli uomini sopra la linea della palla da parte dell'Inter nel momento in cui riconquista palla, immediatamente se ne erano 6 oltre al portatore di palla. Tanti uomini sopra la linea della palla, è chiaro che danno tante soluzioni a chi ha il pallone per trovare eventualmente la palla in profondità oltre la linea. Il corner con Pavard sul dischetto, alle sue spalle anche De Vrij, arriva la battuta verso Gollini. Grande Gollini, fallo! Carica a portiere, fallo! Respinto comunque molto bene il portiere. Grande Gollo! Fallo di chi è Pavard. Zerbin, lungo per Politano, sfuggito solo per un attimo ad Acerbi. Mkhitaryan torna da De Vrij, quindi Pavard che accompagna l'azione, lo segue Kvaratskhelia. Ciucciani, bravo, che vincimmo, Ciucciani! Napolitano, secondo il movimento di Thuram, Di Marco, sulla linea degli attaccanti Acerbi, centravanti è giunto Darmian, Fuori, nostra. come sempre grande fluidità
è nostro. Mamma tu con cornicella, mamma tu con cornicella. Che voleva il cambio di gioco, che la palla uscisse, partisse da sinistra ma terminasse poi a destra. E quindi chiedeva C'è pure Ferrara, Ciro, Ciruzzo. C'è Fabio e Ciro. Ci dirà Alessio Conti esattamente cosa è successo qualche istante fa da quelle parti. Ma l'Inter è sempre lì, aggressiva con Barella che non riesce a evitare comunque il foro laterale, quindi adesso sì, fondamentalmente ha centrato di più Barella, quindi chiede a Damiani Stagliera accompagnato da Pavard, diciamo che ha cambiato leggermente la catena di destra in fase d'attacco, ma non è contento dei movimenti di Lautaro in fase di pressing quando il Napoli riparte. Però non è riuscito a gestire questo possesso il Napoli con il tocco di Politano, molto isolato in questa fase. Giovanni Simeone a qualche minuto centravanti di sbattimento più che di movimento per le sue tante corse anche a vuoto qui. Javier Zanetti e Giuseppe Marotta, primo presidente del Napoli, De Laurentiis, anche Ciro Ferrara. Ecco Simeone, ora controlla, cerca di allargare su Mazzocchi, chiude Darmian, poi Jesus Lomo che ha aggredito da Cialanoglu in ritardo, calcio di punizione per il Napoli, fallo di Cialanoglu che sarà squalificato nella prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Sì, per ora sì, Rino, stiamo facendo una grande partita in fase difensiva. Speriamo di reggere, questo ho paura io di questa cosa. Ammonizione per il fallo sul Lobo. Le cartelline le pesano all'arbitro. Vai Mazzocchi, bravo. Mazzocchi? Oh, ma che fai? Oh, Mazzo, non ti dico più niente, eh? Sta zitto bravo, un po' di emozione e fai casino. Non ti dico più niente. Giallo, oh, un cazzo no cartelline chi ti è morto. Voglio venire a fare l'arbitro. Oh, non caccia nemmeno un cartellino. Poi si fa che sarà giallo. È stato vero chi è morto. Quando cazzo ora è un giallo se chi se non è giallo? Infatti, quando cazzo ora un giallo? Poi uno dei nostri giocatori fa un fallo subito gialli. Ora? Tanto è così. Vai, andiamo. Bello, vai da giù. Accompagna. Mamma mia. Mannaggia. Oh, Lobo. Bravo. Grande Lobo, grande. Ragazzino, vai Lobo. Grande recupero. Andiamo Mazzocchi, vai. Vai però, chi ti è morto. Andiamo qua giù. Vai fuori là, stiamo. Mazzocchi. Dribbling su Barella. Ora affronta Darmian. Però non può fare Maradona, passa la cazzo di palla. Va. Simeone, grande decisione alle spalle, fin troppa per l'arbitro che di punizione è per l'Inter. È tanto importante quanto è importante Lautaro Martinez in questi recuperi, no? Quella cattiveria agonistica, quella voglia di recuperare palla, di impedire all'avversario di ripartire immediatamente. Un centravanti così fa la felicità di ogni allenatore, perché è chiaro che in grado di Sì, a un certo punto è saltato l'uomo, dà il pallone a qualcuno. È anche vero che nessuno si è proposto, stava solo lui, però c'erano tutti fermi. La mezzala di parte, ossia il giocatore più vicino a lui, in questo caso l'Italia, impedendo di ricevere il pallone. Però non stiamo giocando male, mi sta piacendo l'atteggiamento della squadra, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Dobbiamo essere, l'unica cosa, dobbiamo essere un po' più vicini, uno con l'altro. Nell'occasione di Mazzocchi erano un po' staccati gli altri. Chiama fuori Rachmani. Di Marco.
ancora Simeone, ma resiste di potenza e tecnica Thuram. Bravo Zerbin, andiamo. Uno vicino, cazzo, Loro giocano tutti vicino, perché noi no? Guarda come se la scambiano la palla, guarda come se la scambia. Mamma mia. Meno male c'è Ramani. Però vedi come gioca l'Inter, tutti vicini. Trovano subito lo scambio, uno con un altro. Oh. Mamma mia. Colpo di testa impreciso. È bravissimo qui Lautaro Martinez perché salta in anticipo e si appoggia praticamente su buon Jesus, quindi rimane in aria quel tanto che basta per andare a colpire il pallone, un gran colpo di testa. Questo sulla buona azione dell'Inter, una volta uscito il pallone ha trovato di nuovo l'apertura su Acerbi che ha messo questa palla all'interno dell'area di rigore. Cioè proprio con quella precisione, quel senso dei tempi di inserimento. Luca Caccavale, buonasera, ciao. Forza Napoli. Molto duro su Simeone per limitare immediatamente l'azione del Napoli, aggressione molto alta di De Vrij, ma anche fin troppo decisa, quindi calcio di punizione davanti alla panchina di Simone Inzaghi. Questa prima mezz'ora abbondante di partita, equilibrata, fase iniziale con il Napoli che si era fatto preferire per atteggiamento in possesso, per l'Inter gradualmente cresce, ma il Napoli dà la sensazione di poter creare pericoli, comunque è aggressivo e presente sul campo. Vai Giovanni. Collini Va, bravo. allontana ancora De Vrij su Simeone, questa volta in fallo laterale. Come sta giocando il Napoli? Abbastanza bene, dai, non ci lamentiamo. Per ora stiamo tenendo botta l'Inter. Chi lo dice Luca? Chi lo dici se c'è ansia? Anche noi siamo ansiosi, siamo tutti ansiosi, bravo Rino. Infatti, chi tifa Napoli non può essere senza ansia, non può stare senza ansia, anzi. Di Lorenzo, capitano della squadra, appunto campione d'Italia, per questo va e andava rispettata la vincita al di là dell'impressionante prestazione dell'Inter e anche delle assenze pesanti, così bene su tutti ma non solo per il Napoli. Collini qui a credito mette in fallo laterale Darmian cerca Mkhitaryan che anticipa gran controllo, brutta questa, mamma mia, Di Lorenzo, mamma mia, meno male, come l'ha tolta Di Lorenzo, di tacco l'ha tolta. molto distante dalla porta, avete visto mimare il turbo come i tennisti. Bravissimo Mkhitaryan che trova il tempo, prende il tempo, cerca di mettere immediatamente Poi di tacco. per perdere un tempo di gioco proprio perché non c'era nessuno all'interno dell'area, poi Barella cerca di chiudere l'azione perché è chiaro che in quella situazione perdere la palla sarebbe stato veramente compromettente per l'Inter. Si posiziona De Vrij su Simeone che comunque gli disturba la pulizia della respinta. Sempre c'ha la nuova. Ma quest'anno sto facendo un campionato della Madonna. Oltre che segnare, aiuta molto la squadra. Cialanoglu attualmente è il miglior centrocampista in Serie A. Sto facendo un campionato della Madonna. Non sbaglio un rigore. Aiuta molto la squadra, recupera palloni, si propone avanti, tira tanto, segna tanto. È mostruoso, come tutta l'Inter, d'altronde, sono forti. Ci vuole il miglior Napoli per poter pensare di fare qualcosa a quest'Inter, perché non è facile. Però comunque quando attacchiamo qualcosa che sembra che possiamo fare, che dai Napoli, dai. Attenzione però, Siamo alla mezz'ora, 35 minuti sul cronometro, 0-0 tra Napoli e Inter in questa finalissima di Supercoppa Italia. Mo ci ammonisce, vorrei che lo bassate.
Vai in alto. E ora anche primo piano per un attimo. Vale. Si muove Di Marco. Oh, via di Di Lorenzo si fa grande Zerbin, chi è? Zerbin, grande Zerbin, che chiusura difensiva. Aiutano tutti, anche gli esterni di centrocampo, grande Zerbin, fallo. Perché ricordiamo, il Napoli sta giocando con il 3-4-2-1. Zerbin e Mazzocchi esterni di centrocampo. Zerbin che ripiego in difesa, grande Zerbin, grande copertura. Zerbin, ma che è? Chi Lupale ti ha fatto male, ti ha fatto sciatare, mamma mia, non ho più parole per te, Zerbino. Si sta giocando bene. Anche a me mi sta dispiacendo che va al Monza, poteva rimanere, mannaggia. Mazzarri ci puntava secondo me su Zerbin, lo faceva giocare molto. Grande chiusura di Darmian sull'apertura per Kvaratskhelia. Peccato. Attenta, rigorosa e anche spumeggiante naturalmente di Simone Inzaghi. Matteo Darmian. Per quanto riguarda Mazzocchi è chiaro che è importante il suo momento perché può liberare Kvaratskhelia. Pavard, mamma mia. Acerbi. Mkhitaryan, Barella. Meno male, sbagliato, dai. Infatti chiede scusi immediatamente perché questa era un'opportunità importante. C'erano 4 uomini almeno all'interno dell'area di rigore, una palla giocata con qualità, un buon cross messo all'interno dell'area avrebbe potuto creare qualche problema alla difesa del Napoli. Inzaghi non l'avete visto, ma chiede maggiore compattezza ai suoi su questo rilancio lungo di Gollini. E De Frati prolunga per Sommer. Non ci sono soluzioni davanti per il Napoli sulla palla alta perché è chiaro che Simeone non ha le doti e le caratteristiche di Osimhen. Meglio giocare palla a terra, penso che il Napoli riesce molto meglio con la palla a terra a mettere eventualmente in difficoltà l'Inter. Andiamo, no, ma che cazzo! Aveva recuperato poco il cazzo di pallone Politano. Vai Ramani, non temporeggiare, oh! L'avevo vista, cazzo! Fuori gioco. Mamma mia. Io l'avevo visto, cazzo, che cazzo... Meno male fuori gioco, meno male. Però non si possono fare quell'errore, visto? Passa una palla sbagliata a dritta. No, ma c'è fuori gioco, Si trova all'interno dell'area di rigore, il gioco è confermato. Si è alzata molto bene la linea difensiva del Napoli perché abbiamo visto, l'abbiamo visto con la Fiorentina, ma anche questa sera sta prendendo via sempre più confidenza. Giuste le distanze, si muovono da reparto e sono riusciti a mettere in però mi fa incazzare Politano che lo passa. Aveva fatto un passaggio per gli annanzi, poi che fai tutto pallone a dritta tu. Ci poteva costare il gol, e meno male che Thuram era in fuorigioco. Buonasera Noemi Marchesi, buonasera e forza Napoli. Rendono veramente al top, anche con caratteristiche diverse. Lukaku, Dzeko, Thuram. Il cross di Di Marco, anche questo è preciso, manca un po' di pulizia tecnica all'Inter su queste giocate. Sempre si mette più fuori. Speriamo di essere pure stasera con lì di vincere questa partita. Portiamoci sto trofeo a casa che manca dal 2016, quando c'era Benitez sulla panchina ai calci di rigore con la Juventus a Doha. Ve lo ricordate o no? Rafael Cabral decise quei calci di rigore, ma Higuain ci portò a quei calci di rigore. È quello che dico pure io. Sì, Rino, hai ragione. Dai. Sali.
Kvaratskhelia ancora. Dribbling, l'ennesimo. Mamma mia. Andiamo Napoli, vai Kvara, vai. Eh sì, dobbiamo giocare come fa l'Inter, dobbiamo scambiare il pallone, dobbiamo essere più vicini un con l'altro per creare occasioni. Perché se no buttiamo sempre il pallone avanti. Noi non ci abbiamo Osimhen, abbiamo Simeone che è lento. Viene sempre anticipato dalla difesa avversaria, perché poi la difesa dell'Inter è forte, non è mica la difesa, con tutto rispetto, da Salernitana, dove Simeone può far gol o qualcun altro. Politano, impreciso. Questa giocata a memoria per Simeone che comunque applaude. Ci ha provato, ha fatto buono Kvara, ha fatto buono. Vedrai ce l'aveva distanti Simeone e Politano. Ha fatto quello che poteva fare. Se l'era portato prima sul destro, poi sul sinistro, si è riandato sul sinistro per poter per mandarlo fuori gioco al difensore, ma il difensore ha capito la giocata. Già, io lo sapevo che a noi ci ammoniva i giocatori, mentre loro hanno fatto tutti i falli da ammonizione, nemmeno mezzo cartellino gialli, chi l'è morto. Io lo sapevo. Sì, vabbè, che si ammonizione, ma anche quella prima sull'Obotka o su Kvaratskhelia, un giallo andava il giallo a Cialanoglu per la gamba tesa. Ci stava quello di Cialanoglu, perché non c'era a Ramani subito, a noi subito, l'ho detto Rino, infatti lo sapevo già. Bella, costretto a tornare da Sommer. Acerbi. 3 minuti alla fine del primo tempo, per ora 0-0, con il pareggio va ricordato, si va direttamente ai calci di rigore. Senza supplementare, direttamente di rigore. Buono però, Speriamo di tenere il risultato. Quello ho paura io, perché l'Inter in partita è tosta. Poi se andiamo ai rigori ce la possiamo giocare. Attenzione! Mamma mia! Meno male, Mazzocchi, buttala fuori, mannaggia, bravo. Vai Napoli, vai! Bravo Mazzocchi, bravo Pasquale. Vai, fallo! E chi giallo, la voglio il giallo, voglio il giallo su Cajus. Andiamo, quando finisce l'azione voglio il giallo. Vai Giovanni. No, troppo corto, non c'è nessuno. Non andiamo tutti lì che diamo lo spazio all'Inter, cazzo. Lo sapevo. Piglia. Mamma mia, bravo Ramani. Buttala via, bravo. Vai qua. Cazzo, 2. Andiamo qua. Bravo Kvaratskhelia. Fallo, giallo. E chi ti è morto? Piglialo giallo. C'è. Chi è? Cialanoglu? È il terzo fallo che fa chi ti è morto. Ci sto già. È il terzo. Già doveva essere ammonito prima. Va rivisto tutto. È fallo. Ma andava ammonito già prima. Mi sembra su Rachmani. Un fallaccio sì, l'ha pestato proprio, che tacchetto, proprio a cazzimmi ce l'ha fatto. Anche su Cajus prima c'era giallo, infatti. Ha buttato fuori un campo, ha buttato. Queste due munizioni possono avere soprattutto e prima di tutto su questa partita, avete visto anche prima Rachmani come sempre molto deciso nei suoi interventi, lui ha presentato la cartellino giallo. Un solo minuto di recupero.
Mazzocchi. Ah, Mazzocchi però. Dimentica il controllo del pallone, poi Pavard controlla bene e scambia con Varela, ha cercato Thuram, chiuso bene ancora. Bravissimo Rachmani a leggere che c'era la possibilità di dare la palla sul corridoio, è intervenuto ed ha anticipato la possibile giocata da parte di Thuram. Altra rimessa lunga per Darmian con Acerbi in area ad aiutare i due attaccanti. Un minuto di recupero quasi finito. Vai giù. Molto Darmian. Vediamo di non via gol mo. Oh, vai giù. Ancora su Darmian, la chiama Varela vicino servito. Blocca. Che arriva ora, morbido Thuram. Mamma mia. È finito il primo tempo, dai. Altro colpo di testa impreciso. Meno male sbagliato. Lontana dai pali dell'Inter. Meno male sbagliato. Offerto da Rachmani che ha dato immediatamente a sentire il contatto con l'avversario che gli ha impedito di iniziare il pallone verso la rete difesa. È finito il primo tempo. Finisce un primo tempo. Bravo Napoli. Bravo Napoli. Andiamo cazzo, andiamo. Voglio la coppa, andiamo. Ah, mettiamo pausa. Tutti a bere un caffeino, un teino caldo, quello che volete voi, un fratto. Se volete una piccola donazione a Napuriello, la piscina, la pizzetta, la birretta, un caffetto, volete... non c'è più caffè, a tazzulelle caffè Napuriello con te. Mettiamo la pausa, tutto a bere un caffeino e poi ritorniamo per la partita di Napoli-Inter per la Supercoppa Italia. Vai Napoli, vai! Buonanotte, il timer.
Mamma vince. Mamma vincere. Mamma vince assolutamente questa partita. Vai Napoli. Per sbaglio si era spento tutto di sangue. Eccoci qua, ritornati in live. E vai, La tazzolella di caffè
Napoli con me. Vai Paolino, vai così che ti paga per. Ora leviamoci il cappellino che portiamo per bene, dai. Cappellino levato, cappellino al ciucciarino. Ah, sì. Ale, Napoli, ale, lotta insieme a noi. Conquista la vittoria, conquistala per noi. Ale, Napoli, ale, lotta insieme a noi. Conquista la vittoria, conquistala per noi. Devi vincere. In memoria, in onore di Gigi Riva, una situazione che inevitabilmente si è dovuta gestire qui in tempo reale. La notizia è arrivata poco prima del calcio d'inizio, come avevo spiegato, era troppo complesso istituire il minuto di silenzio in quel momento immediatamente, ma le leghe del calcio poi hanno deciso di creare questo momento al rientro delle squadre in campo. Ci sarà anche un annuncio da parte dello speaker naturalmente per gli spettatori presenti locali qui, data la straordinaria personalità leggendaria di Gigi Riva, anche se in una situazione appunto così un po' particolare è giusto immediatamente rendere omaggio alla sua memoria. È scomparso all'età di 79 anni, un mito del calcio italiano. Super spot e poi il secondo tempo. Per la scienza è impossibile distinguere un urlo di rabbia da uno di felicità, entrambi così intensi e selvaggi, perché quello che ci emoziona è quello che ci fa sentire vivi. Cupra fornitori hybrid con Cupra Wave 24 mesi, da 245 euro al mese. Passare e hai il 30%. Vai, secondo te. Vai Napoli, vai! Per gli accordi scritti dalla Lega Serie A. Rientra in campo l'Inter subito dopo anche il Napoli con Di Lorenzo, ancora Colombo con Rapuano. Si sono chiariti i due anche sugli episodi precedenti, li vedete lì per un attimo. Di Lorenzo si è lamentato, il Napoli in particolare per un paio di interventi di Cialanoglu, che poi è stato munito al terzo intervento falloso. Rachmani, l'altro monito della partita. L'arbitro e la squadra arbitrale hanno già spiegato alle squadre e ai giocatori cosa ci sarà, con il maxi schermo che mostra la foto di Gigi Riva, gruppo di Toro, leggendario soprannome datogli da Gianni Brera, con Walter Mazzari che si è reso conto ora della notizia. Si è reso conto ora della notizia. È una sorta di momento di ricordo e di omaggio a Gigi Riva. Poi ci saranno appunto altre iniziative nei prossimi giorni, nei prossimi weekend, certamente più coordinate, più organizzate di quanto si possa fare in questo contesto. Questo è anche un omaggio di È Francesco morto, Acerbi. papà. A 2 settimane dalla scomparsa di Franz Beckenbauer, protagonisti di quella partita indimenticabile. Riposa in pace Gigi Riva. Messico 70.
Che vergogna tutti questi fischia. Applauso da parte dei giocatori di tutte le panchine. Inizia il secondo tempo. Andiamo Napoli! Napoli, Italiana tra Napoli e Inter, squadre confermate 0-0, non ci sono casi di parità di tempi supplementari. Inter ha creato, come abbiamo visto anche nel corso dell'intervallo, più situazioni potenziali da rete. Qui arriva il cartellino giallo per Zerbin per l'intervento su eccolo, mo ci ammonisce tutto quanto, mo ci fotte tutto quanto e chi è morto, cominciamo boh. 2 falli noi, 2 ammonizioni, 4 falli loro, 1 ammonizione e chi è morto. Terzo ammonito della partita, secondo del Napoli. Ovviamente su 2 falli, 2 ammonizioni, sabato cornuto, sto cervo a primavera. Sommer, vero sul rimbalzo di Lautaro, ma fuori gioco di Thuram. Durant doveva aspettarsi, doveva leggere meglio, adesso andremo a vedere se era fuori gioco oppure no. Sì, vedi come si alza comunque tantissimo la linea difensiva del Napoli, molto bene la squadra di Mazzarri, in questo caso va con i piedi sulla linea di metà campo, doveva accorgersi del Thuram. Bravo anche l'assistente Dolfo a rilevare questa posizione di Thuram sulla palla di Sommer che è indirizzata sulla Lautaro Martinez. Cagliuste. Bravo Lobo. Vai Di Lorenzo, vai capitano. Di Lorenzo. Bello. Guarda, serie incontro. Fallo giallo. Fa bocca. Pure un difensore loro ammonito. Pure De Vrij ammonito. Fa bocca. Ci sta tutto ammonito. Questo movimento tra le linee da parte di Kvaratskhelia, è voluto dentro al campo a ricevere il pallone e ha fatto la sponda del compagno che ha costretto poi De Vrij al fallo. Un po' alla volta, sai, Mazzarri sta dando, diciamo così, dei dettami dal punto di vista tattico, delle piccole cose, degli aggiustamenti. La posizione di Kvaratskhelia è più da 3-4-2-1, sia da giocatore che gioca tra le linee dentro al campo. Va a mangiare un serpente, Paolino, vattene a mangiare. C'è Mazzocchi che si è allontanato dal pallone, c'è soprattutto Politano pronto a calciare. Buon appetito, Paolino. Eccolo, sinistro. Potevo fare meglio, ma a te però va buono, Pensare di creare qualche problema a Sommer, non scende la palla. Anche perché l'Inter era La una maniera, maniera, sì, poi soprattutto se salta, scusa che c'è l'uomo dietro che va a colpire sulle palle basse. Thuram resiste bene e poi Lautaro Martinez invita all'inserimento Çalhanoğlu, l'arco di Marco. Accompagna Acerbi, Çalhanoğlu. Si muove ora Barella, ma tocca per Mkhitaryan. Di Marco. Barella, aggredito dalla vodka, raddoppiato da Politano, guadagna comunque il fallo laterale. È ancora l'attitudine della squadra di Mazzarri, il raddoppio da parte di Politano è stato perfetto e la salita da parte di Lobotka alle spalle del centrocampista non gli ha dato la possibilità poi di giocare a palla in verticale. Çalhanoğlu, su di lui spesso nel primo tempo in prima battuta Politano. De Vrij, aggredito di nuovo da Simeone, riesce ad allargare in qualche modo per Pavard. Sulla linea degli attaccanti Darmian. Recupera Mazzocchi. Darmian. Ora mi rimetto il cappellino, porta merda. Mazzocchi. Andiamo con il cappellino, porta merda. L'ultimo rimessa dal fondo. Vai Napoli. Grande Pasquale Mazzocchini. Andiamo gol. Questa sera, anche se molti spettatori sono rientrati con grande calma dall'intervallo e altrettanti sono arrivati all'ultimo per il consueto incredibile traffico a tutte le ore del giorno e di tarda notte a Riyadh. Acerbi
Sommer, finta su Politano e apertura per Darmian. Ciao Lautaro Martinez, scambiano i due, Mkhitaryan. Punto di Lorenzo, raddoppia Lobotka, con Politano su Barella, Lobotka, prende il Napoli, che porta Vai. Oh, c'è Zerbino solo qua. Ma c'è Zerbino da solo, cazzo. Va bene, va buono, bravo Kvara, però c'era Zerbino da solo. Bravo, però comunque c'era Zerbino solo, cazzo. Bel tiro, però, man. Guarda lì, grande parata di Sommer, grande parata di Sommer. Grande parata di Sommer. Simeone di Lorenzo, poi Jesus Rachmani. Pronto Kvaratskhelia. Ecco la sua battuta. Mamma mia. Che cerca il pallone. Dai ragazzi, crediamoci che stiamo giocando bene. Dai Napoli, dai. Vai Napoli, vai Napoli, va. A Roma, lo va. In effetti avesse visto Zerbino era da solo. Comunque ha fatto un bel tiro, grande parata di Sommer, però Zerbino aveva tutto il campo e chissà magari non ci regalava anche un gol contro l'Inter stasera. Mangiamoci lo serpente, vai Mazzocchi, vai Pasquale. Ah, ma chi a te poco, sta pianta poco, sta. Di Marco scivola Barella, si rialza, anticipa Rachmani, poi Jesus, Mkhitaryan, si muove Lautaro Martinez, aperture per l'inserimento di Darmian, come sempre con grande precisione Mkhitaryan, per Darmian che cerca il movimento di Lautaro. Chiede la palla immediatamente a Mkhitaryan sulla giocata precedente. Sì, però era giusto questa palla da parte di Darmian all'interno, è stata ben letta dai due difensori del Napoli che hanno chiuso la linea di passaggio e chiuso la possibilità a Lautaro Martinez di entrare all'interno della Andiamo giusta. Kvaratskhelia accelera subito sul controllo, lo segue ma non lo ferma Mkhitaryan, resiste Kvaratskhelia. Da papà, ci per Di Lorenzo, Zerbin si muove dal Politano al centro Simeone, Di Lorenzo, Lobotka, scambia con Kellyusler e poi con Rachmani, Mazzocchi, Rachmani, Di Lorenzo, Zerbin, Politano, andiamo. cerca il terzo uomo di Lorenzo, poi contacto Acerbi, Aia. Barella, che fuori posizione di Lorenzo, copre Politano sulla linea dei difensori, Barella rallenta Di Marco, tra un attimo torniamo proprio lì dove c'è per noi Carlo Landoni, Barella nel frattempo a passo l'uomo, perché il Napoli si è immediatamente riorganizzato con grande presenza difensiva. Barella cerca la posizione tra difesa e centrocampo avversario, poi Lautaro Martinez. Bravo Zerbino. Sta giù, fallo. O giallo, e chi è morto? Va culo, Barella. Para, piglio tutta. Oh. C'è, inutile che sbarelli Barella, guarda lì che ti ha fatto la roulette e tu hai pigliato per, è giallo, non vuoi giallini, ha fatto poi giallo e pigliato giallo. Oh, vai. Grande recupero di Barella e fallo di Simeone. No, ma no, dai arbitro, ma chi sta proprio potevo risparmiare, chi è morto, cervo,
Ma tu ora da non ammonire nessuno vuoi ammonire tutto quanto. Ma un Napoli però e c'è tutto un zepete. Carlo Antonio, torniamo da te vicino a Walter Mazzarri. Dici, deve essere qualche piccolo Chi se non ci stevo già alle Simeone. chiedere se ce la fa ancora a stare in campo. Mica stava avviando un contropiede. Ah. Continua, intanto è stato richiamato Ostergaard con anche già le indicazioni tattiche da parte del vice di Mazzarri. Sì, perché in quel caso avanzerebbe Di Lorenzo, sì, sposto Di Lorenzo a destra e Zerbini, ma la posizione si alza, diciamo, a fare equità della situazione. Duelli molto decisi anche fisici, quelli di Rachmani e Lautaro Martinez, che ha grandi qualità tecniche, ma impressiona anche per la sua struttura fisica, per la forza che ha nel baricentro, nel controllare il pallone, nel proteggerlo. Alessio Conti, vicino a Simone Inzaghi, avendo già fondamentalmente sistemato le posizioni in campo il più possibile, quello che sta chiedendo adesso Simone Inzaghi è semplicemente molta più velocità nei passaggi, ma soprattutto nei cambi di gioco, dei tre difensori centrali in particolar modo per cercare la giusta uscita palla sul pressing del Napoli. Quello che ha fatto la differenza in alcune situazioni che l'Inter è riuscita a creare appunto nel primo tempo, superando la prima soglia di sbarramento e aprendosi gli spazi. Sommer, lungo per Lautaro Martinez che fa sfilare per Di Marco, il palo su Damian che cerca ancora Di Marco, chiude per Marco, è arriva Thuram. Grande Collini, grande collo, È stata provvidenziale perché la palla che vedi sarebbe arrivata da Lautaro Martinez. grande presa del portiere. Guarda, questa chiusura qui è stata perfetta. Non ha dato Bravo anche Rachmani, bella chiusura di Rachmani. E poi Thuram cerca di concludere sul secondo palo, era comunque posizionato Collini. Bravo. Bravo prima Ramani e grande Collini sulla presa. Qualcuno sì. Ramani non lo puoi sostituire. Chi ci metti centrale? Ostergaard, non lo so. Però qualcuno sì lo andrà a sostituire. Ora mi ammonisce chi ti è morto, non mi ammoni pure a Mazzocchi. Per il Napoli con Zerbin, e quindi Politano si è ripreso, entrerà al posto di Zerbin Leo Ostergaard. Al posto di Zerbin Ostergaard. Allora fa salire Di Lorenzo su, forse. Esce Zerbin, entra o passiamo alla difesa a 4. Mi sa passiamo alla difesa a 4. Cambia modulo, ripassiamo al 4-3-3. Cialanoglu, c'è allargato dunque Di Lorenzo sulla destra con l'ingresso di Ostergaard. Darmian, ricevuto da Pavar, ha cercato Lautaro che si appoggia su Mkhitaryan. Pavar, pronto cross, tocco arretrato, Cialanoglu, che arriva. Spinto bene da Mazzocchi su Di Marco, poi Acerbi, si apre Zerbin. Di Lorenzo in chiusura, Ostergaard anticipato solo per un attimo da Acerbi, c'è sempre ha ricambiato modulo come l'altra volta Mazzarri, attenzione però l'Inter continua a attaccare, meno male c'è Benuciuc, vai Napoli, va ma la scattata la si prende, mangia pensa sempre sotto per lo ciucciarino. Ostergaard, la colonna per Rudy Garcia, dopo l'addio di Kim, meno per Walter Mazzarri, perché poi Armani in particolare è rientrato. Ma qui c'è nuovamente tensione per l'intervento di Simeone, che è già ammonito e viene espulso. Cazzo, si diceva ora, cazzo Simeone. Mazzarri impestialito.
però no. Su Acerbi. È il Pestone che per Raguano induce Raguano a destare il cartellino giallo. Ma sì, in questo secondo tempo però Rapporto aveva cambiato indirizzo, aveva tirato fuori tanti cartellini gialli anche su dei falli minori. È vero che questo condiziona completamente la partita. Sì, infatti il cambio di metro rispetto al primo tempo era stato evidente, avevamo sottolineato, non è facile neanche per i giocatori, devo dire, adeguarsi immediatamente. Certo, devono interpretare, però non è facile, mi rendo conto. Poi alcune situazioni erano evidenti e era stata corretta la valutazione dell'arbitro anche dal punto di vista di Cazzo, ora gliel'ha resa facile, ma va per i bucchini. Ma dove, dai, ma chi se ce l'ha ammonito tutti quanti a noi? Chi stanno fatte 10 falli, 2 ammonizioni, noi 4 falli, 4 ammonizioni, ma dai. Poi non vengano favoriti queste squadre qui, la stanno aiutando pure stasera a Sinter, già nella partita di andata l'hanno fatta vincere, ci hanno dato dei episodi a favore, anche se il risultato è stato netto, però l'hanno aiutata. Peccato. Il fallo sullo botto, non l'hanno visto e ha segnato un gol. Ma dai, anche stasera non ammoniscono Cialanoglu prima, lo ammoniscono dopo il terzo fallo. Ma dai. Poi dicono che ce l'ha mandata, ma sì, io me lamento. Ora la cosa da fare è cercare quantomeno di tenere lo 0-0 e andare ai rigori, se vogliamo battersi intera, perché non pensate di vincerla in 9, in 10 contro 11 sta partita. Salterà Fiorentina, Inter come Cialanoglu e Carlos Augusto per De Vrij con Acerbi che torna centrale. De Vrij ammonito, Varela pure. Anche per questo i cambi di Simone Inzaghi, se non soprattutto. Carlo Landoni rapidamente per la reazione della panchina del Napoli. Speriamo, manca sempre mezz'ora, però mezz'ora più recupero. Rino, è lunga la partita, mezz'ora più recupero. E anche Simeone è uscito veramente incredulo dal campo. Mannaggia, miseria, mannaggia, non ce la va buona uno. Rachmani, palla larga, messa laterale per l'Inter. Ma cosa per lì? Oh! C'è rotto cazzo, sa. Giocatore avversario. Acerbi. Mamma mia. Carlos Augusto. Peccato, perché stavamo facendo una grande partita. Non a livello di conclusioni in porta, ma più che altro stavamo tenendo bene l'Inter e poi ci affacciavamo e comunque creavamo qualcosa di pericoloso pure noi. Sì, è molto difficile poi ripartire quando la palla... Ora è tosta, in un in meno è tosta. Anche se tu riparti di contropiede, dopo rimani tutto lo spazio scoperto per far fare il contropiede all'Inter e alla fine rischi di pigliare il gol. È quello il casino, capito? E poi va largo per Damian. C'è anche Pavar, Ostigard, Mkhitaryan, brutto. Carlos Augusto, il suo passo, la direzione di Ostigard. Bravo Ostigard. Napoli in questo momento è in assetto anti-sua mossa. Per forza di cose, ovviamente lo avevamo detto, comunque le due partite giocate in così poco tempo tolgono tanta energia, adesso rimanere in 10 uomini per mezz'ora penalizzerà molto il Napoli. Anche due nuovi entrati in area, Carlos Augusto e Frattesi oltre a Pavar, Acerbi i due attaccanti, pronto Di Marco, ecco il suo pallone lontano,
L'avevo detto che bisognava cambiare l'ammonito. C'avevi ragione, Lino, su questo, c'avevi ragione. Simone l'aveva da togliere e mettere dentro Raspadori, vabbè. Tra l'altro Raspadori è anche rigorista, sicché... Vabbè. Forse aveva pensato di farlo, ma più vicino verso il 75esimo, secondo me. Ora ormai è tardi, è espulso. Forse lo metterà ugualmente Raspadori, ma più verso l'80esimo, secondo me. Resistenza da parte di Lobotka e poi Kvaratskhelia. Bilancio nella terra di nessuno, ma Sommer va a recuperare palle e Napoli ne approfitta per avanzare con la sua linea difensiva al centrocampo, chiamato avanti dal capitano Di Lorenzo. Fase di strema resistenza della squadra di Mazzarri, vedremo se cambierà qualcosa il tecnico del Napoli per avere un riferimento avanzato per questi 25 minuti almeno che restano. Bella. Da Juan Jesus, No. sul tentativo di avanzata del brasiliano. Frattesi ha scambiato con Pavard, che ha provvisoriamente scambiato stavolta la posizione con Darmian. Çalhanoğlu. Di Marco. Ecco il cross che arriva. Frattesi, chiuso bene da Rachmani. Mkhitaryan, ancora Di Marco. E ora è un assedio. Forte tesa profonda. Pavard al centro. Oh, mamma mia, meno male. Michael, buonasera. Ciao Napoliello, tutto a posto, fra? Sì, dai, diciamo di sì, a parte la partita che mi stanno facendo morire. In uno in meno. C'è da giocare mezz'ora, fratello. Con questa Inter non era il caso giocare in uno in meno. Che Dio ce la manda buona, San Gennaro, Totò, tutto qua. Tutti i santi all'angolo. C'eranno una mano ad andare a questi calci di rigore, almeno, quantomeno. Aia. Oh, mamma mia, meno male lunga, oh, però. Mamma mia. Meno male le sbagliano, meno male. Da una parte e dall'altra per riuscire a dare il cross e mettere questa palla all'interno dell'area di rigore. Ancora una volta una buona occasione. Carlo Landoni, ecco il cambio pronto? Sì, dentro l'Istrom ed esce Politano. Dai l'Istrom, dai. Però mi levi Politano che è un rigorista. Vabbè. Vedremo esattamente quale sarà l'interpretazione da parte dell'Istrom, ma potrebbe non essere l'unico cambio perché anche Gaetano si sta preparando a entrare. Comunque non credo che era una punta davanti perché non ha Sì, ci vorrebbe un gol in contropiede, Rino, ma è difficile. Immediatamente dopo il 90esimo. È difficile fare contropiede a questa Inter. A tutti i velocisti è difficile. DGGG. Ciao Napoliello, mi saluti? GGGG, ti saluto. GGGG. Tanto sacci chi si, si canto un capucchio. Capucchio, forza Napoli, capucchio. C'erano lontano dalla porta di Gollini, è stato un croce di palla alla destra del portiere. Che ha il controllo della situazione. Oppure sei cicciotto, da cicciotto. Con Lindstrom e anche Gianluca Gaetano. Vai là, oh, ma la foto russa, ma vai a vedere la foto russa. Ma che ti faccio russo, ti faccio andare in Russia, ti faccio andare, pezzo di infame. Lindstrom, ma che è un Lindstrom? Che è? Ma pare a Lind, che è? A Lind, che è? Lindstrom, che si è circolato, frate. No, me lo vado a covare a scheda, ma veramente stai facendo? Mazzarri, ma veramente stai a fare? Ma veramente me lo vado a covare a scheda? Io senza parole, ma lo vado a covare a scheda? Ma io senza parole.
face, quindi doppio cambio per l'Inter, con Inzaghi che chiede ai Quinti di stare ancora Speriamo, Rino, speriamo bene. Kvaratskhelia, dentro Chelano, giovani dentro. Spero che abbia ragione, Mazzari. Eros Juve, buonasera Eros, rosso vergognoso. No. D'altronde la Juve, scusa, è l'Inter. La devono favorire pure in questa partita di ritorno, Eros. Come è successo in campionato, penso che l'hai vista la partita in campionato con l'Inter. Risultato netto 3-0, però ci hanno dato un gol vergognoso sul fallo di Lobotka, è nato il gol dell'Inter. Infatti ha torto Kvara, quello che dicevo io, Rino, ma io non ho parole. Spero che ha ragione Mazzari, però la vedo, non l'avrei mai fatto io, però l'allenatore è Mazzari, non l'ho capito, però già mi hai tolto Politano, levi pure Kvaratskhelia, ma io non lo so. Hai tolto pure i rigoristi, nel caso tu dovessi andare ai calci di rigore, mi hai lavato pure quelli che tirano nei calci di rigore, capito? Tutti dicono che la Juve ruba, adesso è Inter che ruba. Aia. Ma calcio molto bene Max, la squadra del Napoli sta scivolando bene e l'Inter quello che deve fare è cercare di fare in modo che invece di scivolare basta, deve scalare le marcature, deve trovare una soluzione soprattutto tra le linee in maniera tale da poter trovare quel giocatore che possa ricevere palla e eventualmente innescare i movimenti oltre la linea degli attaccanti o dei centrocampisti o dei due esterni in questo caso. Ora parte Cialanoglu con traiettoria verso la porta a pallare, Guarduram! Mamma mia, sto facendo sotto, voglio. E mi sa quasi a già pure. Avete capito? Mamma mia. Guarda là, mamma mia. Meno male che come l'ha sbagliato. Non è da Thuram, come l'ha sbagliato. Eccolo Jack, che ti avevo detto Ino che Jack entrava. Chi è Mazzocchi a terra? Il problema per Mazzocchi, quindi per questo credo si sia alzato Martinez che si è fatto male, problemi muscolari per Mazzocchi. Mazzocchi che ha problema muscolare. Mario Rui infortunato e Olivera infortunato. Voglio vedere come andiamo a giocare domenica a Roma con la Lazio. Ci va chi a pazziare? Vabbè. Ma Jack doveva entrare prima, infatti si stava dicendo come hai detto tu. Oh, guarda la Fuse, hanno guardato la Fuse che merda, quanto si bella, con ciuppetto, con ricciuriella, quando si posa il Fuse che merda. Molto buono, Fuse Gamers, non ci vai più a Riad, ti stai a casa. Hai capito, fratello napoleano? Ecco Jack al posto di Mazzocchi. Ecco, un rigorista dentro e Jack Raspadori. Oh, c'è pure Mario Rui, allora è vivo Mario Rui. Io pensavo che era infortunato, allora ci sta Mario Rui, è vivo. Ha dato acciso. Non è infortunato. Ma Jack doveva entrare prima. È andato a Votoleg. Napoli, ha letto già, ma che stai facendo? Cicciarina, c'ha letto già, buonanotte. Voglio andare ai calci di rigore, non voglio, non mi fa soffrire, non mi fa soffrire Napoli come fai sempre, non mi fa morire. Bravo Lobo, andiamo, butta su fallo. Bravo Game Bomba, bravo Gigino, Game Bomba.
Non lo so, ammonisce a tutti quanti. Poi buttali fuori, falli tornare a casa. Ecco, rosso. Continua a protestare Mazzarri. Voglio, ma non è che sotto a sta maglietta gialla di una maglia dell'Inter? Se ti fosse all'Inter, tieni qualche figlio che ti fa per l'Inter, tu tieni proprio sinucervo, tu te ne torna mezzi compagni tuoi, rinda una foresta, cazzo, se no ti faccio con l'oliva, hai capito o no? Essere aggressivo o essere brutto Di chi poi te- a accentuare il suo intervento. Alla prossima, Eros. Punizione o espulsione diretta. Eros o non Eros, Ramazzone. Napoli, Carlos Augusto. segna per noi, gonfia la rete, accorta a Kiss. O piglia a Kiss, piglia a Di Marchi, chi l'è mo. Cialanoglu. O c'era la primavera l'arbitro, ci ammonisce a tutti quanti, ora ammonisce pure a te, a Rino, ti ammonisce pure a te, a me, a tutta la chat. Bravo Di Lorenzo, grande capitano. Bravo Gaetano. Bello, vai Lobo. No, da solo no. Grande Lobo, Maron, io ti amo come bomba, ti bacio quella testa di ananas. Vai. No, Maron però, no. Ossica. Bravo a Randy Orton. Bravo Randy Orton. Mannaggia miseria però. Dai che il tempo passa, portiamola ai rigori. Perché chi stabile e merda ha praticamente guagliato una partita. Ha praticamente dato la partita a mano all'Inter, gliel'ha consegnato. Ora noi dobbiamo solo difendere e portare la partita, cercare di portare la partita ai rigori. Chi l'è morto? Ha rovinato una partita, sabato e merda. Protezione Ostica scontata, poi le proteste di Mario Rui per questa punizione assegnata. Sosteneva di non aver toccato con i bracci, poi Ma stiamo 77esimo, quasi 78esimo, attenzione punizione. Bravo Collini. Nella zona di Marco. Cross lunghissimo, aperto verso Lautaro, centro, aveva trovato. Bravo Mario Lui. Vai, andiamo su, andiamo, grande Listro. Andiamo Listro. Bello. Vai Napoli, vai. Arbitro, c'è rutto cazzo, arbitro, c'è rutto cazzo. Ok, noi, Maretti, chiamalo un baffo faccio. Fatti rispettare, vai a vedere chi si. No, mi sa di no, Rino, comunque. Mamma mia, quanta ansia, oh. Io mi sto fa sotto, frate, a già in domma. Mo traschisso io Arnautovic. Tutto Sasic. Ah, pure Sanchez. Alessio veloce, come pronunciamo 4-3-1-2, Alexis a trequartista. Perfetto, ottimo, grazie alla conferma da parte di Alessio Conti. Dopo adesso si era anticipato insomma questa soluzione. Si vede chiaramente adesso Darmian largo a destra e Di Marco a sinistra. Segna per noi, gonfia la rete, segna per noi. Dobbiamo vincere. Portiamo a casa la Supercoppa, dai che manca dal 2016 con Rafa Benitez. Dai Napoli.
Infatti mi pareva. Con Cialanoglu, avanza Damian, largo Pavar. Ah, c'è tutto un cazzo in terra, mo, I suoi uomini. Ci stai facendo morire, ci stai. Oh, Pronto cross, su di cui riuscì. bravo Jesus. Sale qua Jesus. Angolo. Angolo per l'Inter. Mamma mia. Butta a venire rigore, Gesù Cristo. Butta a venire calci di rigore. Mamma mia. Allora, questo pazziano, sto pazziano. I cambi arrivano prima del calcio d'angolo con Di Marco che lascia la battuta a Cialanoglu, lascia il campo a Marco Arnautovic. Ed esce poi anche Thuram. E al suo posto entra Alexis Sanchez. Turam che cosa è soldi? Turam che cosa è soldi? Va vattene Napo! Fischi, che fischi? Sono... Oh, era... Ah! Mamma mia! Mamma mia! Forse un po' più di quello che pensava a preparare il tiro, la palla gli rimbalza sulla coscia, non riesce a controllarla perfettamente subito dopo, deve aspettare che scenda e faccia un rimpalzo. Quanta sofferenza! Ma vado a morire! Pensavo di riuscire a tenerla alta la palla e quindi a cacciarla prima che scendesse a terra, invece il controllo non perfetto l'ho costretto poi a rallentare il tempo e sono arrivati i difensori del Napoli non hanno costretto ad accelerare quel gesto, la palla è tanta sopra la traversa. Arnautovic, ecco Sanchez alle spalle di Arnautovic e Lautaro, poi Oh. Augusto, resiste Lorenzo, recupera Cazzo! Pure un po' per in ballo tenendo culo che si qua. Carlos Augusto ancora per l'Armeno, ha deviato di Lorenzo che deve evitare il calcio d'angolo. Bravo, bravo Giovanni. Bravo capitano. Andiamo. Ah, raspadori, cazzo, il controllo. No, è fallo, Kill, è fallo. Oh no, se si tratta di un pallone che lo passa. Lasciami se mannaggia. Cialanoglu. Largo per Damian, pronto a cross. Mamma mia. Ampio di Lorenzo in anticipo. Mamma mia, buttala fuori. Marti. Sanchez arpiona bene questo pallone, poi lo porta verso l'area per il cross. Maronna, guarda, ma voi volete per mettere un vero di nuovo. Non ci crediamo. Fallo laterale per l'Inter. Qua ci vogliono tutti quanti come si chiamano qua? Gli organi nuovi mi ci vogliono. Oh. State facendo morire. State facendo morire. Voglio un contropiede l'Isrom che fa gol. Un 90esimo, ma fa gol di contropiede al 90esimo con l'Isrom. Amma fa sa. Andiamo, voglio. Sanchez, largo Damian, vicino Frattesi. Sanchez, Lautaro, corto per Frattesi. Arnautovic, Anche, chiude ancora Ostica. Il Napoli si sta difendendo bene comunque anche con una punta davanti, sta cercando di trovare delle soluzioni, di chiudere soprattutto le linee di passaggio centrali all'Inter e costringendo ad andare per linee esterne. Sanchez, subito in partita, a centro per Pavar. Mamma mia. Sul Frattesi. Carlos Augusto prepara il sinistro. Mamma mia. Mancano ancora 5 minuti. 5 minuti più recupero qua giù. Che ci vogliono i litri di Campomillo, veramente. Mamma caro. Sanchez. Fallo! Poi fallo su Ramani. Arnautovic ti chiama una capata di Daric.
Che è Pavar o Arnautovic? Arnautovic. Era una comitata a Rachmani. Tu capi imbrello, questa orecchia a pipistrello. Ta pozza! Ammonito niente, no, l'ammonizione non si dà ai giocatori dell'Inter, solo a quelli con le maglie azzurre. Ah, è pure calcio d'angolo, non c'è punizione per il Napoli. Ah, ok. Se nasceva il gol da quel calcio d'angolo, io ero a Riyadh, io ero a dare una capata intera dall'altro. Vai Napoli, va! Vai, 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 vai Napoli, va! Vai, 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 vai Napoli. Mi hai fatto ingrippare un po' sto fatto, va! L'ansia che sale sempre di più, ogni minuto è sempre peggio. Vai Marettino. Oh, la capa è bomba però, una capa grossa e fanno colpo di testa buono. Oh, mamma mia, mi sto cagando sotto, mo. Se prima mi stavo facendo che l'altra cosa, mo che là, maronna, ma cagagno pure tutte cose, cagno. L'unica cosa che non cagno è il fatto che teniamo un giocatore in meno, che non può cagnare. Simeone, mannaggia, la capa tu. Tutte le decisioni di Racquano, anche l'espulsione di Giovanni Simeone che ha fatto questo libro della panchina del Napoli. Ma perché? Perché i gialli tutti al Napoli, ogni fallo un giallo. L'Inter 4 fallo in ammonito, capito con me? Ammonito 2 giocatori in 8 falli praticamente. E scesci! Mamma mia, grande collo, grande collini. Vai Napoli! Vai! Va! Muzzicato serpente. Magnatino. La ciucciarina. Sì, ma noi con cui parliamo la ciucciarina non fa male, lo serpente. Voilà. E comunque ancora determinante la chiusura di Gollini. Vai! Ma dove? Mamma mia, se facevi che gol. Oh, se segnavi quel gol. Mamma mia, lì non mi pigliavo con ciuffetto e stava a po'. Ti mangiavo come una cioccolata, nulind. Strom. Che attentato. Sì, proprio una cioccolata linda svedese. Ma fallo sul capitano. Come va Paoli? 0-0 e manca poco, manca 3 minuti più recupero. Scusate. 2 minuti più recupero e poi ci sono i calci di rigore perché i supplementari non ci stanno i calci di rigore, chi si sono per i morti. 5 minuti di recupero più 1 minuto di partita, 6 minuti ancora per questo scempio, perché sta partita che ci stava facendo morire a tutto quanto, specialmente a tutti noi napoletani, stiamo patendo con un giocatore in meno da 40 minuti. Vai con i gialli. Ti piace proprio il giallo o l'azzurro? Ti piace il giallo con l'azzurro? Ma secondo me sono i colori tuoi preferiti. C'è Piatowizzi. Quando vedi un giocatore azzurro che fa fallo, giallo. Come ti piace? Secondo me sono i colori preferiti, per quello. Vabbè, l'abbinamento fai. Giallo-azzurro. Non è che se ti fossero Parma. Accompagna anche Acerbi. No. Oh! Mamma mia, che Gollini ha fatto un miracolo là. Ma io mi sto cagando solo. Mamma mia.
Mamma mia. Nell'area del Napoli. Oh, oh, e chi te mo? Mamma mia, oh, buttala fuori, chi te fuori? Cazzo. Pavar, Sanchez si può tirare sul Oh, arriva Pavare, cross, passo per Lautaro. cazzo! Oh, l'ha fatta, fanculo, ma che cazzo? Tutti in campo. Lautaro Martinez 1-0. Ma che mazzo rude. L'ho detto benissimo, erano riusciti a vincere l'Inter, che come detto ha sfruttato l'ampiezza del campo, con Sanchez che si è allargato. Wow, sei imballuto questi cazzo, ma che cazzo. Potesse essere messa all'interno dell'area di rigore e con lucidità Lautaro Martinez si è mosso alle spalle degli avversari e ha messo la palla in rete. Adesso andremo a rivederlo. Era ben posizionata anche la difesa del Napoli, nulla da fare. Eccola qui, vedi la palla che aspetta l'inserimento di Pavard, palla in profondità, palla a scarico, ottimo il periodo da parte di Frattesi. Lautaro Martinez si trova da solo al centro dell'area di rigore e trova il gol che porta in vantaggio l'Inter. Ha attraversato tutto il campo, tutta la squadra per andare dai tifosi che sono presenti dalla parte opposta alle spalle della porta di Sommer per celebrare il gol del vantaggio dell'Inter con il capitano Lautaro Martinez, 123 reti con la maglia dell'Inter, il simbolo di questo gruppo di Simone Inzaghi. Raggiunge Cristian Vieri nella storia dei marcatori di tutti i tempi del club. Carlo Bandoni però il presente, il momento, cosa racconta dopo l'abolizione di Lautaro, che viene anche sostituito? Carlo, a te. Racconta che al gol dell'Inter Mazzaghi ha lasciato la panchina e si è andato direttamente negli spogliatoi. Grande delusione, certamente anche rabbia. Poi vedremo nel post partita, sentiremo anche tutte le valutazioni, chiaramente. Resistenza estrema del Napoli e ora l'omaggio per i tanti tifosi dell'Inter, non solo quelli italiani, per Lautaro Martinez. Ancora una volta a segno decisivo in Supercoppa, come contro la Juventus, su calcio di rigore come contro il Milan, con una rete splendida, come nella finale di Coppa Italia dell'anno scorso con la Fiorentina, con una doppietta. Entra al suo posto Pissek, che va subito di testa su Ostergaard. Raspadori, Lobotka, ora la panchina dell'Inter chiede di alzare il baricentro, la linea difensiva, perché l'Inter si è schiacciata dietro al limite dell'area. Però l'ha condizionata stu uccello a primavera, cavolo, l'espulsione di Simeone. Hanno resistito, però ci hanno fatto fare alla fine, nel 92esimo. Ma che merda, poi così no, mannaggia, che mazzo. Vabbè, Grande stop di Fusto. erano i favoriti in questa partita, ce la siamo giocata. Poi Jesus, 1,5 Bravo Napoli, non c'ho nulla da rimproverare a Napoli. Per Raspadori respinto Pissek, ma c'è ancora Lindstrom. Mario Rui. Lindstrom non riesce a superare Damian, che tocca per ultimo, la rimessa per il Napoli. Mario Rui. Lobotka. Corto, può arrivare il cross di Mario Rui, respinto da Pavard. Poi Lindstrom. Rachmani cerca la zona di Raspadori, che interviene bene di testa. Poi Pavard allontana, ma l'Inter col nome in più non riesce a uscire. Qua Jesus, tutte le due panchine in piedi. Finale di adrenalina purissima. Ariad, Sanchez controlla, si gira su Juan Jesus e poi torna da Pavard. Si dovrebbe giocare fino al 98esimo più o meno, 97 almeno. Mi comunicano il coordinamento. Avanza Gaetano. Gaetano, ma non come cazzo fai a dare un pallone così?
Mazzarri se ne aiuta, è normale, quell'episodio lì pesa, tutta la partita pesa, mannaggia. Molto importante da una parte e dall'altra mantenere la lucidità in questo finale così duro, con una botta che interviene su Bissek, in questo caso giustificato dalla enorme fatica. Questa partita da maratoneta concede secondi preziosi agli avversari. Che ha fatto un'ottima partita, una lotta comunque, stanco sicuramente, contro un giocatore fresco. Cerbi si è girato, palla lunga per Sanchez, ma si era alzata bene la linea difensiva del Napoli, quindi l'Inter non ha portato uomini in avanti. Palla profonda verso Ostrica, centravanti e giunto. Mkhitaryan, Carlos Augusto. Sanchez su Juan Jesus, Mario Rui. Resiste su Frattesi, 2 contro 2 lì e poi almeno 4 uomini del Napoli in linea avanzata a duellare con i difensori dell'Inter, che però può ripartire in velocità con Mkhitaryan inesauribile. Lo accompagna Frattesi come semifinale, ma il tocco è per Alexis Sanchez che controlla, si allarga un po'. Su di lui Mario Rui che deve temporeggiare. Lo fa bene, portando largo Sanchez, che riesce comunque a resistere con tecnica a trovare Çalhanoğlu, che ora va al cross. Frattesi la toglie da Arnautovic e Gaetano può ripartire. Lindström fermato da Darmian. Çalhanoğlu che poi con una giocata eccessiva cerca Arnautovic per il palo, ancora Çalhanoğlu, ma a sinistro con Lini, il calcio d'angolo. Incredibile confusione in questo finale, anche questa esecuzione di Çalhanoğlu, soprattutto la parata di Golini. È finita, ragazzi, è finita. Si è trovato fuori dallo specchio della porta. Non c'è nulla da dire, il Napoli ha fatto quello che poteva, 40 minuti in meno. Contro questa Inter abbiamo fatto anche troppo, abbiamo fatto tanto. Complimenti al Napoli, complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto quello che si poteva fare. Perde così, l'arbitro l'ha condizionato. Era una bella partita. Si aggiudica per la terza edizione consecutiva la Supercoppa italiana e il re e la regina di coppe Simone Inzaghi e l'Inter vanno ad apporre un altro gioiello della loro bacheca. Ce la siamo giocata comunque, che ha battuto il muro. bravi ragazzi, bravo Napoli, bravo Napoli, bravo Napoli. L'Inter è forte, si sapeva, era favorito, però vincerla così no, non va bene. Vincerla così no, con un episodio così dove gli dai il rosso a Simeone e rovini una partita dove era combattuta, dove il Napoli comunque quando attaccava il suo lo diceva, lo ha fatto, l'Inter lo stesso, era una partita bella, aperta. Con quell'episodio lì hai costretto il Napoli a giocare tutto dietro, tutto schiacciato di ripartenza, e non era facile. Con un Inter così fare ripartenza non è facile, stando tutti indietro alla fine sei stato costretto a essere così e hai preso il gol, non c'è niente da fare. Niente ragazzi, vi ringrazio a tutti per essere stati qui live con me. Niente, ci vediamo alla prossima live. Buonanotte a tutti ragazzi, al di là del risultato sempre solo forza Napoli, perché Napoli si ama soprattutto nelle sconfitte, ancora di più. E niente, buonanotte a tutti amici da Napoli, l'87 come sempre, forza Napoli. Mettiamo la video. Emotivi e tecnici, alla fine compreso quello decisivo.